Buongiorno, benvenuti al Senato della Repubblica Italiana, in questa sala che è la Sala Nassirya, che come vedete in memoria delle vittime appunto dell'operazione Antica Babilonia, ma in memoria anche di tutti i caduti nelle missioni italiane all'estero, e oggi ricordare significa anche quello che sta succedendo a livello nazionale. Ma oggi parliamo di vita, quindi siamo su un'altra considerazione, quindi importante e fondamentale. Vorrei prima di iniziare salutare anche tutti i colleghi che oggi sono intervenuti qui con noi, dal europarlamentare Lamoretti, a Alberto Stefani, al collega Martella, al vice sindaco Michalizzi, al vicepresidente della provincia Gottardo, al prefetto che ci ha raggiunto oggi, che adesso è qui a Roma, Franceschelli, e la signora, e a tutti gli altri persone che sono qui presenti a questa importante conferenza stampa. E credo che questa sia una presenza così di solito non si vede, devo dirlo, e quindi significa che qui ci si unisce un fattore di cuore e di amore che va al di là di tutti i colori, ma appartengono a quei valori che ci devono appartenere tutti. E credo che la presentazione del nuovo centro regionale Veneto di terapia del dolore e di cure palliative pediatriche abbia questa caratterizzazione, e quindi mi fa veramente piacere di avere qui in questa sala, oltre chiaramente a tutti voi e gli ospiti che sono qui con me in questa conferenza stampa, illustri ospiti che fra qualche secondo gli darò la parola, ma anche tutti i colleghi che sono qui presenti, che significa una grande attenzione su qualcosa che deve sicuramente raggiungere l'obiettivo di realizzazione, come voi sapete, che ha già un importante finanziamento, ma ne manca ancora un po'. Ma però ecco, ci fermiamo per poi lasciare la parola. Io vorrei intanto ringraziare il Presidente dell'Associazione La Miglior Vita Possibile, che è stata un po' quella che ha ideato assieme con l'amico Stefano Bellon, che è stato un po' il promotore di questa conferenza, un po' quello che ha fatto la goccia penale, che tutti i giorni quando la facciamo, quando veniamo, quando facciamo, eccetera, che è fondamentale per raggiungere l'obiettivo, e tanto per essere chiari. Quindi io direi di fare un primo applauso a lui e chiaramente al Presidente dell'Associazione La Miglior Vita Possibile, il Professor Giuseppe Zaccaria, che non occorre presentazioni, chiaramente, alla Prof. Franca Benini, che è responsabile del Centro regionale delle cure palliative pediatriche in Veneto, e che, se non erro, che è anche la prof del primo corso in Italia per quanto riguarda, no, con finanziamento anche relativo alla cure palliative, sì, certo. Primo corso in Italia, cure palliative all'università, con finanziamento privato che è stato donato in donazione per il professor Zacchello, giusto? Sì. Perfetto, e anche questo è un aspetto, e si parla di centinaia di migliaia di euro per poter raggiungere questo obiettivo. Ma è un altro obiettivo in più. Poi saluto in maniera molto affettuosa anche l'altra associazione che, assieme con La Miglior Vita Possibile, è un po' l'ideatore, l'animatore contesto, che è anche Braccio di Ferro, quindi la sua presidente Elisa Grenci, eccola qui, grazie, e due mamme, Paola Contiero, e lei, che è la mamma di Alessandro, che è qui con noi, straordinario Alessandro, ragazzi, e credo che questa sia l'immagine più importante di questa conferenza stampa, e Federica Toffanin, che è l'altra mamma, che è la mamma di Lavinia. Quindi grazie anche a voi per tutto questo. Ecco, io direi di passare quindi subito ai saluti istituzionali, ma vorrei dire anche due parole, che è quello che la vita non ha prezzo, ed è un valore che secondo me non può essere calpestato.
e credo che quello che facciamo oggi appartenga proprio a questa considerazione. Io ho tutta una serie di dati che chiaramente importanti, ma non li cito, ne cito solo due per proprio recuperare. In Italia 35.000 minori che hanno bisogno di cure palliative pediatriche. Di queste 11.000 che hanno bisogno di cure ulteriormente specialistiche, quindi pensate il numero importante che abbiamo di fronte. In Veneto ci sono 900 invece che necessitano di cure palliative, che è già il centro esistente primo in Italia, degli 8 centri che già ci sono in Italia di cure palliative pediatriche, ecco, già ne assiste, ne cura, vengono presi in carico più di 310 attualmente. Con i nuovi finanziamenti statali ne stanno arrivando altri 6 di questi centri di cure palliative pediatriche. In Veneto sono arrivati 10 milioni circa di fondi nazionali, ne mancano circa un 5-6 ulteriori, quindi questa conferenza stampa fa anche da fundraising per capire se riusciamo a raggiungere istituzioni e non, per raggiungere il grande obiettivo di far sì che ci siano tutte le risorse per dare la vita, una buona vita, la miglior cura e la speranza di una vita possibile a tutti i nostri ragazzi. E credo che questo sia il contesto primario che abbiamo oggi. Porta fortuna a farlo qui al Senato. Lo dicevo questa mattina quando con Stefano ci siamo visti prima per fare un po' il contesto della presentazione di oggi. Porta fortuna perché l'ultima volta che abbiamo presentato un progetto qui, sempre per salvare delle vite, che era quella del cuore artificiale totalmente italiano, fatto sempre dall'Università di Padova attraverso il suo professor Gerosa, dopo poco è riuscito a trovare un finanziamento importantissimo dagli sponsor privati che hanno finanziato l'università, attraverso l'università, la ricerca per fare il nuovo cuore italiano, eccetera. Quindi oggi, cuore artificiale in Italia, quindi oggi dovrà portare bene anche per questo contesto, che significa dar la cura, la possibilità di una miglior vita possibile a tutti i nostri figli, i nostri bambini che ne hanno bisogno. Ecco, io mi fermo qui perché credo che questa sia la considerazione, che non servono tante parole, ma siano delle cose che colpiscono il cuore e l'amore di tutti noi, o almeno di tutti quelli che credono a tutto questo. Dopo, se c'è qualcuno che non crede, farà la sua strada, ma non siamo qui. Non siamo qui dentro, siamo da tutt'altra parte. Quindi direi subito la parola al vice sindaco di Padova che ci ha raggiunto, Michalizzi, prego, per dare il suo saluto dalla città di Padova. Ecco, colgo l'occasione, purtroppo per impegni istituzionali, sia l'assessore regionale alla sanità che ci ha mandato una lettera stamattina, Manuela Lanzarin, che il sottosegretario della salute Marcello Gemmato, che non possono essere qui con noi, ma mi hanno chiesto di portare i loro saluti e di essere qui con noi, con il cuore e con l'anima, ma non chiaramente in contesto fisico, però ecco, sono con noi rispetto al percorso. Prego, Vice Sindaco. Grazie Senatore De Poli. Ma io inizierei proprio dicendo questo: se siamo qua è perché ci crediamo, agganciandomi alla tua introduzione. Io porto il saluto ovviamente della città di Padova, che è la città che con grande onore sarà il luogo in cui si sta immaginando e realizzando il nuovo hospice pediatrico di cure palliative. Vi porto i saluti del sindaco Sergio Giordani, che mi ha chiesto di abbracciare tutti calorosamente. Io penso che questa sia una di quelle realizzazioni che parlano dei valori di una comunità. E una comunità come la nostra, valori come quelli che una struttura di questo tipo esprime, di vicinanza anzitutto ai più piccoli, alle bambine, ai bambini. Un abbraccio ad Alessandro, che è venuto fino a qui da Padova per assistere anche a questa conferenza stampa. Vicino alle famiglie parlano di una città che questi valori li sa esprimere, ma poi li sa anche mettere a terra e li sa realizzare. Io
Quindi per questo voglio davvero ringraziare tutte le persone e tutti gli enti, i soggetti che contribuiscono a questa realizzazione, dalla nostra sanità ovviamente tutte le strutture politiche, insomma, che a più livelli lavorano in questa direzione, ma un ringraziamento particolare va fatto a tutte le associazioni, fondazioni, il mondo del volontariato che ogni giorno continua a lavorare su questo settore e che garantisce, grazie all'impegno quotidiano, la funzionalità di queste strutture e il fatto che poi questi servizi abbiano la qualità che riescono ad esprimere. Senza la presenza di queste persone, oggi è importante che siano qui, non potremo raggiungere sicuramente questi obiettivi, dal fundraising alla presenza in queste strutture quando ci sono, alla vicinanza con le famiglie. È un'altra faccia del nostro Veneto, della città di Padova, quella del volontariato, che, come dire, unita anche alla professionalità poi di medici e di chi organizza queste strutture, realizza, come dire, mette a terra questi valori di solidarietà e di vicinanza di cui parliamo. Grazie. Grazie. Direi di dare la parola al vicepresidente della provincia. Abbiamo tutte le istituzioni rappresentate, padovane, poi anche chi ha fatto già il prefetto a Padova, che ha una grande responsabilità rispetto a questo, quindi dopo chiamerei il prefetto Franceschelli e darci anche il suo saluto. Prego, signor vicepresidente. Grazie, anch'io vi porto i saluti miei personali, quelli di tutta la provincia di Padova, di tutti i comuni della provincia di Padova. Sono 101 in un abbraccio ideale a questa giornata importante. Io penso che, riallacciandomi a quello che diceva prima il vice sindaco, se Padova si candida ad un arrivo così prestigioso come quello di un nuovo centro regionale veneto, è per merito delle persone che questo centro regionale lo rendono possibile. Io sono amico, mi considero un amico delle cure palliative pediatriche, vi conosco tutti, frequento i vostri ambienti e innanzitutto mi piace partire con un doveroso sentito grazie alla professoressa Benini, perché è lei che fa la differenza. Perché la ricerca è importante, la professionalità è importante, il proprio lavoro è determinante per raggiungere questi risultati, ma l'umanità e l'amore con cui le cure vengono fatte fanno la differenza. E quando si entra nei vostri reparti si respira un'aria d'amore, e penso che questa sia la prima ricetta indispensabile per poi arrivare a questi livelli. Grazie a tutti voi, grazie ad Elisa, grazie agli amici di Braccio di Ferro che sono così presenti e così vivi nelle attività che si fanno poi a supporto del lavoro dei medici, grazie alla mamma di Lavinia che è una presenza costante che identifica le cure palliative pediatriche nella nostra città, e grazie a voi tutti, perché questo sostegno di voi oggi è anche la forza, professoressa, per quello che ci aspetta e che avremo davanti da fare. Buon lavoro a tutti. Grazie. Al prefetto Renato Franceschelli, che adesso è stato prefetto di Padova, adesso è capo dipartimento del Vigili del Fuoco nazionale, che essendo qui a Roma ci ha raggiunto e ci ha fatto molto piacere con la sua signora. Vi saluto. Buongiorno, grazie al senatore, grazie a tutti. Io sono qua appunto solo in veste di amico di Padova, amico di chi oggi questa manifestazione l'ha organizzata, e quindi solo in questa veste sono qua, ovviamente, anche se però con l'occasione mi consentirete, siccome il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in questo momento ho l'onore e il privilegio in qualche maniera di dirigere, è un'associazione di uomini che, dedicandosi appunto alla salvezza del prossimo, hanno nel loro DNA anche una naturale propensione ad essere utili, e quindi magari
dopo col professore Zaccaria, con l'amico Stefano Bellon e con chiunque altro, proveremo anche a immaginare un coinvolgimento del Corpo Nazionale, che ha a disposizione una magnifica banda musicale, che quindi in quell'attività di fundraising, che immagino sia comunque fondamentale, potremo anche immaginare di organizzare un evento su Padova o su dove riterrete, per poter contribuire a questo. Io ho vissuto Padova anche in un periodo difficile, come è stato quello del Covid. Ovviamente ancora di più in quel periodo ho apprezzato quello che è l'anima del volontariato della città, e la professoressa non aveva bisogno del Covid per tirar fuori la sua forza e la sua capacità di rendere professionalmente utile il lavoro di tutti i giorni, oltre che umanamente utile. Quindi oggi, ripeto, la mia oggi è una presenza solo di amicizia, di vicinanza, ma con l'occasione, visto che mi avete tirato su questo podio inaspettatamente, e anche una dichiarazione di disponibilità ad immaginare un percorso che possa coinvolgere anche chi oggi rappresento. Grazie. Grazie di cuore. Saluto anche Don Marangon, che è qui con noi, il dottor Ruscitti, che ci ha raggiunto, che è il direttore della sanità trentina, ma è stato anche lui direttore del nostro segretario regionale del servizio sociosanitario della Regione Veneto. Direi adesso di andare a dare la parola al professor Giuseppe Zaccaria, che è il presidente dell'associazione La Miglior Vita Possibile. Miglior Vita Possibile, che è quelli che hanno un po' organizzato, fatto e lavorano concretamente. Il volontariato, il terzo settore, il volontariato è il cuore della nostra regione e dell'Italia, e credo che questo sia la considerazione, uno degli aspetti più importanti. Senza di loro non ci sarebbe tutto questo, e credo che anche questo sia un'altra delle cose che abbiamo ben presente. Prego, professore. Autorità, illustri ospiti qui presenti, rappresentanti della politica, della stampa. Lasciatemi dire davvero innanzitutto che per me è un grande onore, soprattutto per l'associazione che rappresento, La Miglior Vita Possibile, un onore poter parlare in questa sede ospiti come siamo del Senato della Repubblica Italiana. E per questo motivo devo un caloroso ringraziamento al senatore Antonio De Poli, che generosamente ha scelto di ospitarci. Ringrazio anche Mattino di Padova, che è nostro media partner, ma ringrazio ovviamente tutti voi presenti in sala per essere convenuti qui, chiamati da un tema importantissimo e direi di cruciale attualità, che è quello delle cure palliative e terapia del dolore pediatriche. La nostra associazione La Miglior Vita Possibile è stata costituita nel 2018 con lo scopo di sensibilizzare alla consapevolezza dell'importanza delle cure palliative pediatriche, di migliorare le condizioni di salute della popolazione che ricorre alle cure palliative pediatriche, e di sostenere le attività dell'Hospice Pediatrico di Padova. Tutto ciò va sottolineato in un contesto sociale che tende a disconoscere la specificità delle cure palliative pediatriche e ad assimilarle impropriamente alle cure palliative dell'adulto. Sono, come poi si vedrà, due cose molto diverse. E proprio l'Hospice del Veneto pediatrico è oggetto di questa conferenza stampa, o meglio il futuro prossimo del nostro Hospice pediatrico. Ma prima di entrare nel dettaglio è forse necessario ritornare su alcuni dati. Attualmente, come ci ha ricordato il senatore De Poli, sono circa 35.000 le bambine e i bambini in Italia che sono eleggibili alle cure palliative pediatriche, dei quali tra gli 11 e i 12.000 hanno bisogno di cure specialistiche, e 900 di questi solo nel nostro Veneto. 310 sono i giovani, le giovani pazienti che sono seguiti in terapia e assistiti ogni giorno
dal Centro regionale per le cure palliative pediatriche di Padova, con una rete di assistenza regionale molto ben organizzata, che poi ha fatto da modello apripista, per così dire, in tutta Italia, e che è stata appunto in qualche modo imitata in molte altre regioni d'Italia. Peraltro c'è un grande bisogno, perché più di 90 pazienti sono in lista d'attesa oggi nel Veneto, perché questa esigenza di assistenza e di presa in carico, che è presa in carico dei bambini ma presa in carico anche delle famiglie, quindi complessiva, è cresciuta notevolmente nel corso degli ultimi anni. Contemporaneamente, va detto, all'innalzamento della quantità e della qualità di vita dei piccoli pazienti, che sono dovute sia ai progressi della ricerca e della tecnologia, sia al miglioramento l'affinamento costante delle cure di queste malattie rare e inguaribili. Ecco che allora, con questi numeri alla mano, è facile capire come l'attuale Hospice di Padova sia troppo sottodimensionato per riuscire a fornire i suoi servizi non solo a Padova e a tutto il Veneto, come ho detto, ma anche di fatto, come oggi avviene, sostanzialmente a tutto il nord-est. Ecco che la sede del centro regionale, che è un centro ad elevata complessità assistenziale, attivo da 15 anni, come già è stato detto, e dotato di un'equipe specialistica, non è più sufficiente a rispondere alla mole di domande che tra l'altro si prevedono in costante e forte aumento nel corso dei prossimi 15-20 anni. Il limite degli spazi e della logistica infatti impedisce di dare risposta in tempi che siano congrui a questa domanda di ricovero, di assistenza e di cura. Quindi fin dal 2020 come associazione abbiamo chiesto alla Regione Veneto di poter realizzare il nuovo centro regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche, secondo un progetto che è molto articolato, perché prevede non soltanto, come ovvio e necessario, l'ampliamento degli spazi, ma si basa sull'idea di una interazione virtuosa tra assistenza, formazione e cura delle famiglie, che è un modello che non ha riscontri praticamente negli altri 8 hospice pediatrici attualmente funzionanti in Italia, che ben risponde a quell'esigenza di cui ho appena parlato, cioè di una presa in carico globale del bambino e della sua famiglia, sulla quale ovviamente, non c'è bisogno di dirlo, l'impatto di questo tipo di malattie è estremamente importante. La risposta del Presidente Zaia e dell'azienda Ospedale Università di Padova è stata prontamente positiva, e quindi con un certo orgoglio anche ora siamo qui a presentarvi questo progetto preliminare approvato dalla CRITE del Veneto in data 7 febbraio scorso, quindi molto recentemente, e che è stato elaborato dallo studio dell'architetto professore Umberto Trame, qui presente e che saluto, e che è stato donato dall'associazione alla Regione del Veneto. Il nuovo centro regionale per le cure palliative e terapia del dolore si amplierà su una superficie totale di 3.500 metri quadri, divisa su 3 edifici distinti, tutti collocati in prossimità dell'area ospedaliera di Padova e non distanti dall'edificio della nuova pediatria, che è in corso di avanzata costruzione. Tutti e 3 gli edifici, va sottolineato, ristrutturano il vecchio e quindi non comportano consumo di suolo, dei quali il primo, grazie ai lavori di riqualificazione di un edificio in via Fallopio a Padova, sarà il cuore della nuova casa per i giovani pazienti, con 12 stanze. Quindi c'è un notevole passaggio da 3 letti attuali a 12 stanze a loro disposizione per le necessità di ricovero e di assistenza.
Nel cortile interno poi verrà ristrutturato un secondo edificio adiacente al primo e destinato alla formazione del personale specializzato, che è un tema fondamentale, e tutto ciò in un contesto molto ampio e molto organico che prevede un master universitario in cure palliative pediatriche, la scuola di specializzazione in cure palliative dell'Università di Padova, il primo insegnamento universitario in Italia, sempre dell'Università di Padova, il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, appunto ricoperto dalla professoressa Benini. Poco distante, infine, verranno realizzate delle residenze per ospitare i genitori, i familiari e dei giovani pazienti che necessitano di cure. I nuovi spazi, l'avete visto in alcuni, o lo state vedendo in alcuni rendering del progetto, presi dal progetto, potranno, io credo, garantire bene la qualità dell'assistenza che ci aspettiamo, che desideriamo per chi vuole vivere la miglior vita possibile. Perché, e questo è un punto da sottolineare con forza, giustamente i ragazzi e le ragazze affetti da queste patologie, le loro famiglie, pur con tutte le grandi difficoltà, le complessità di una vita legata alle macchine e quindi difficile, aspirano a vivere una vita il più possibile normale, una vita che includa le relazioni con la famiglia, le relazioni con gli altri, la scuola se possibile e, perché no, le prime esperienze di affettività. Ecco, mi preme sottolineare come, credo che lo farà molto meglio di me la professoressa Benini qui al mio fianco, che gli sforzi per realizzare queste nuove strutture derivano appunto da la necessità di dare un sollievo, un'assistenza di prim'ordine a questo numero di persone che è in grande crescita nel corso degli ultimi anni, e le conoscenze che sono frutto sia dell'avanzamento delle ricerche, quindi di anni e anni di ricerca medico-scientifica, sia di continui sforzi migliorativi nell'assistenza e nell'affinamento del coordinamento delle cure, ecco, consentiranno di ulteriormente migliorare queste prestazioni. E quindi l'hospice diventa, come dire, il centro di riferimento per tutta una rete che è estremamente complessa, che vi verrà illustrata appunto da Franca Benini, che ha la sua base nelle cure domiciliari dei bambini e che è un fiore all'occhiello dell'assistenza veneta, un'eccellenza considerata come un modello anche in contesti sanitari di altre regioni italiane. Ecco, per continuare ad esercitare questa funzione di leadership che Padova fin dal 2009 ha iniziato ad esercitare, c'era urgente bisogno di una nuova struttura pronta a prendere il testimone di quella che si è rivelata ormai nel corso degli anni, pur estremamente meritoria, ma troppo angusta e troppo insufficiente. Ho voluto sottolineare e rimarcare l'importanza di questo progetto, che è un progetto promosso e sollecitato dall'associazione La Miglior Vita Possibile al presidente Zaia, ma che è un progetto pubblico che ha visto subito il coinvolgimento attivo della Regione del Veneto, dell'azienda Ospedale Università di Padova, del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino. La nostra associazione poi ha sottoscritto con l'azienda Ospedale Università di Padova uno specifico protocollo d'intesa e di collaborazione grazie al quale l'associazione si è impegnata, come dicevo, a donare a Regione e ad azienda il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del nuovo hospice del Veneto. Concludo dicendo che imprese di questo tipo, realizzazioni di questo tipo, che sono vere e proprie imprese
di alto costo economico, ma soprattutto di elevato valore morale e sociale, e che però oggi si rivelano necessarie, riescono a vedere la luce soltanto con l'aiuto, con la sinergia tra più soggetti, tra soggetti pubblici coinvolti, tra i soggetti privati, le istituzioni. E per questo, dopo aver, come è stato detto, già ricordato dal senatore De Poli, ottenuto un finanziamento dal Ministero della Salute di quasi 10 milioni di euro, abbiamo lanciato come associazione un fundraising cui chiamiamo a partecipare tutti. Quindi si tratta di una collaborazione oltremodo necessaria. Anche questo è un modello per raggiungere insieme l'obiettivo del nuovo centro regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche del Veneto, che soddisfi davvero quello che noi consideriamo il diritto, lo sottolineo, di queste persone alla miglior vita possibile. Grazie della vostra attenzione. Grazie professor Zaccaria, che ci ha dato anche l'illustrazione del progetto e tutti i suoi contesti. Io direi adesso di dare la parola alla professoressa Franca Benini, però la ricordo con un titolo che aveva fatto un giornale, che di solito i giornali fanno sempre titoli strani, no? Ma questa volta ha fatto un titolo che invece ci ha azzeccato, che è il Corriere, che ha fatto: Franca Benini, la dottoressa trentina che dona tempo ai bambini, la vita dei piccoli non sia solo malattia. E credo che questa sia una grande considerazione che hanno fatto, che è anche la realtà dei fatti. A lei, prego. Grazie mille davvero. Allora, che dire? Devo dire, inizio la mia presentazione dicendovi, torno un po' indietro, dicendovi solo grazie. Grazie davvero a ciascuno di voi che ha dedicato tempo, ha dedicato pensiero, ha dedicato risorse a questo grande progetto. Grazie perché siamo in un posto drammaticamente importante, un posto di privilegio, di prestigio, e grazie soprattutto perché in questo posto siamo qui a parlare di un progetto certamente sfidante, ma quanto mai innovativo. Ne abbiamo già sentito parlare, sono le cure palliative pediatriche, un qualche cosa di estremamente pesante da dire, ma che è estremamente leggero talvolta da vivere. E l'organizzazione di questo centro, focalizzato a Padova, un centro regionale, è la realizzazione pratica di quello che talvolta può sembrare solo filosofia. Allora, che cosa c'è da dire? C'è da dire che questo tempo, un tempo meraviglioso, ci ha portato in questi ultimi anni un sacco di possibilità, e questo ha determinato una grande novità. Molti bambini che una volta non guarivano, ora guariscono, e contemporaneamente però si è creato un nuovo problema, che è che molti bambini non riescono a guarire del tutto e vivono avendo una malattia che per ora non guarirà, e si trascinano una serie di bisogni che noi classifichiamo solo clinici, ma in realtà impattano in maniera drammatica in altri ambiti sociali, organizzativi, psicologici, e chi più di noi, come le famiglie e i ragazzi stessi, ce lo possono dire. Ecco, questo è il mondo delle cure palliative, un mondo pieno di miti, ma la cosa vera è che le cure palliative si occupano di bambini che hanno una malattia inguaribile e tanti bisogni a cui dovremmo corrispondere. 3 cose sono importantissime. Per rispondere dobbiamo essere in tanti, un team di sanitari. Prendo l'occasione per ringraziare tutte le persone che lavorano con me a Padova e che in questo momento che noi siamo qua stanno continuando a lavorare in questo momento. Non sono le cure dei bambini che stanno per morire, ma noi ci occupiamo di vita di questi bambini, di bambini che devono andare a scuola, devono diventare grandi e, perché no, devono trovare un lavoro, un ruolo all'interno della società.
le loro vite si stanno allungando e l'obiettivo è dare qualità. E che cos'è la qualità? Per tutti noi, facendo il sunto della vita, trovare una vita normale, riuscire a vivere la normalità di tutti i giorni. A noi clinici, a noi società dobbiamo renderci conto però che questi bambini hanno tanti problemi. Nei confronti di alcuni siamo abbastanza preparati, sono quelli clinici, sono i più facili. Meno lo siamo a livello dei problemi di tipo psicologico, sociale. Come corrisponde la società alla presenza di queste persone? E non ultimo, tutte le storie sono infarcite da scelte bioetiche che dovremmo corrispondere, dovremmo iniziare a prendercene carico. Quindi abbiamo un compito oneroso che è declinato per molti bambini. 11.000 bambini in Italia in questo momento hanno bisogno di cure palliative specialistiche. Che significa? Hanno bisogno di un team ad hoc 24 ore su 24 che li segua in ogni posto in cui loro vivono la loro storia di malattia, ma soprattutto la loro storia di vita. In Italia abbiamo una prerogativa molto positiva, abbiamo una legge 38, una legge secondo me meravigliosa, una legge quadro che in tutti i vari adempimenti ha riconosciuto la specificità pediatrica. I bambini sono diversi dagli adulti, hanno malattie diverse, prospettive diverse, possibilità e opportunità completamente diverse. Questa legge ha definito un modello di riferimento, è quello che in Veneto si incarna in maniera completa, vale a dire un'unica rete su tutta la regione, specifica e dedicata solo ai bambini, coordinata da un centro di riferimento. Qual è l'obiettivo? Che tutto il mondo sociosanitario presente in questa rete valuta i bisogni, si prende in carico degli stessi e cerca di risolverli, magari non riuscendo a risolverli tutti, ma se non altro si mette in partnership in una situazione di estrema difficoltà e propone delle soluzioni. Non è facile e siamo qua per parlarne. Io penso che sia un'occasione drammaticamente importante. Perché? Perché il bambino non può morire nella nostra cultura, un bambino non può ammalarsi, per cui c'è una negazione sociale drammatica del problema che rallenta l'evoluzione del progetto, che si confronta con una medicina che talvolta è miracolistica. Quindi non posso accettare che mio figlio, non posso accettare questo bambino possa essere malato in una società dove il capitale umano rappresentato dal bambino ha un valore inestimabile. E quindi quando succede, ecco, un cigno nero, è qualcosa che noi non ci siamo mai aspettati, che un nostro bambino, un nostro paziente possa star male oppure possa avere una malattia che per ora non guarirà. Ma se ci pensiamo bene, questo è del tutto prevedibile e soltanto non prendendosi in carico la situazione non avremo gli strumenti per poterla affrontare. Quindi qual è la situazione ad oggi? Abbiamo un evidente bisogno di risposta, abbiamo una normativa stupenda, declinata in maniera drammatica in ogni cavillo. Abbiamo un contesto purtroppo culturale negante e difficoltoso ed innegabile, un contesto anche di tipo economico complicato. Come dare risposta? Bene, ho il privilegio di proporvi le risposte di Palliped, una ricerca, un progetto molto lungo finanziato dalla Fondazione Maruzza, la prima fondazione che a livello mondiale si è occupata di bambini e che è qui a Roma. Quindi, e di cui ho l'onore di essere il direttore scientifico. Quindi Palliped cosa evidenzia? Evidenzia che ci sono in Italia 19 centri, ma guardiamoli negli atti puri, solo il 74% sono strutture pubbliche. Abbiamo che 7 regioni non hanno alcuna risposta per quanto riguarda l'ambito delle cure palliative. Le altre regioni hanno delle risposte a macchia di leopardo. Se noi andiamo a vedere quanto è previsto per legge, si vede in maniera chiara
che sia la copertura regionale, che è evidente nella normativa dell'accreditamento, sia la continuità H24, sia la presenza di un'equipe dedicata, non è così contestualizzata, non è una risposta, come diceva precedentemente il professor Zaccaria, a un diritto riconosciuto da un punto di vista anche normativo. Qual è la situazione del personale? È sicuramente molto importante avere il centro, ma questo è il numero di persone full-time equivalent che attualmente in Italia lavorano nelle reti regionali, troppo poche per essere attuali e per dare risposta a questo diritto. Abbiamo sentito come l'impatto sociale è drammatico. Guardate, il caregiver unico assoluto è la madre, indipendentemente dalla età del paziente. E questo che cosa significa? Che la madre perde il ruolo, non lavora. Solo il 40% delle madri hanno un lavoro e di queste il 50% a tempo parziale. I dati di attività. Attualmente in Italia vengono seguiti il 15-18% dei pazienti pediatrici aventi diritto. Quindi anche qui che cosa diciamo? Che questi pazienti sono per la maggior parte bimbi non oncologici. Anche qui si sgretola un mito, sono bambini complessi, nell'80% dipendenti dalle macchine, che vivono nell'inguaribilità, che non stanno morendo e che hanno delle qualità delle vite anche alle volte molto buone. Questa è la tipologia di problemi. Vi stavo dicendo, l'80% vive con macchine salvavita. E dal momento che le persone aumentano di età, sempre più evidenti sono i problemi di tipo psichiatrico anche di questi pazienti. Quindi oggi abbiamo un trend certamente in miglioramento. Stiamo parlando di una medicina datata 10-15 anni, per cui abbiamo fatto dei passi enormi. Abbiamo però molte deviazioni organizzative da quanto previsto dalla normativa, poche risorse, un'estrema complessità dei pazienti stessi. Che cosa ci aspetta nel futuro? Il futuro potrebbe essere ricco di innovazioni. Abbiamo una certezza, l'abbiamo già sentita, questi bimbi aumenteranno di numero, 5% annuo, quindi dobbiamo fare i conti con questa realtà. Dobbiamo capire che nell'ambito pediatrico la complessità diventerà un topic non solo per la ricerca, ma anche per l'organizzazione. Quando si leggono i lavori scientifici e magari ci si trova di fronte a un baratro di cose da fare, di solito si conclude così: sono necessarie risorse, organizzazione, formazione, informazione. Io ho cercato di metterle in maniera più semplicistica. Sicuramente ci vuole ricerca, ci vuole dati e quindi l'accademia deve essere e lavorare in partnership. Dobbiamo fare tanta formazione e anche qui in Italia siamo privilegiati. È partita la scuola, i medici in pediatria sono obbligati a fare dei percorsi formativi. Bisogna lavorare sull'informazione, utilizzare bene la tecnologia e guardare oltre il muro, inventarsi nuovi modelli che siano integrati, innovativi, ma anche e soprattutto sostenibili. Quindi abbiamo a che fare con una letteratura, con una normativa che ci permette di crescere. Dovremmo lavorare moltissimo su un'informazione che sia onesta e che permetta alla società veramente di crescere e che non lavori sullo scandalo del problema. E forse così cambieremo il percorso, il famoso cigno nero, come qualche cosa da non prevedibile, lo potremo rendere possibile, attuale, potremmo dire magari anche accompagnato. E qual è la strategia? Ricordandoci gli errori che abbiamo fatto fino a ieri, cercando di lavorare oggi con delle scelte contestualizzate ed immediate e cercando di curare le possibilità future, perché noi siamo ancora nella fase in cui abbiamo la possibilità di scelta. Concludo la mia relazione brevissima dicendovi ancora grazie. Grazie a chi? Sicuramente perché la sfida, almeno per quanto ci riguarda, e qui rappresento tutto il mio team, la stiamo vincendo.
Un grazie veramente di cuore alla miglior vita possibile. È stata la dinamite. Come quando si hanno i sogni nel cassetto, si parte e poi arriva la miccia. Un grazie a tutte le associazioni e fondazioni che ci hanno aiutato. Un grazie particolare alla Fondazione Maruzza. Senza di lei non saremmo qui, perché da 25 anni ha dato l'avvio allo studio e alla possibilità di avere veramente le cure palliative pediatriche in Italia. Grazie alle istituzioni, un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutati, a quelli che hanno detto 30 anni fa, no, non siete pazzi, cominciamo a lavorare verso un percorso che guardi oltre l'ospedale e che si concentri sul paziente. Un grazie particolare alla Regione Veneto, un grazie all'azienda ospedaliera e al Dipartimento di Pediatria di Padova. Perché? Perché la sfida, secondo me, proprio la stiamo vincendo. Con le strutture che ci ha presentato il professor Zaccaria riusciremo a rispondere a tutti i bambini del Veneto. Non vi rendete conto quando è difficile in queste situazioni dire non c'è posto per te, aspettiamo un po', quando il tempo talvolta non c'è, ma soprattutto perché potremo studiare nuovi modelli per far sì che quello che c'è di innovativo diventi veramente sostenibile e solo così riusciremo a fare una sanità che passa dalle parole alla pratica clinica. Grazie mille. Grazie alla professoressa Benini. Saluto anche il parlamentare Alberto Stefani che per problemi istituzionali so che alla Camera hanno dei voti. È arrivata anche la senatrice Erika Stefani, che saluto, che ci ha raggiunto. Ma vorrei dire, non ci sono parole, siamo senza parole rispetto a quello che abbiamo sentito oggi, ma abbiamo sentito anche un grande cuore, no? verso quello che sta facendo. E noi ci occupiamo di vita e credo che questo sia l'aspetto del cigno nero e il cigno bianco, la grande differenza che ci deve, anche da un punto di vista culturale, per ognuno di noi, che dobbiamo avere. Oltre all'ospedale ci si concentri sul paziente e questo significa un grande contesto nel territorio tra il mondo associativo e le istituzioni e una grande integrazione tra quelle che sono le politiche sociosanitarie che hanno fatto sempre la differenza nel Veneto e non solo rispetto a tutte le cure, e anche in questo caso la sinergia e la strategia è sicuramente vincenti. Adesso proprio direi di passare la parola direttamente a chi vive tutti i giorni con questa vita, con questo contesto di vita, di cercare la normalità della vita, perché questo è l'abbattimento delle barriere anche culturali, ma anche quelle normali che tutti i giorni ci contraddistinguono nella vita quotidiana. Per cercare la normalità credo che sia grande sforzo, grande sacrificio e grande amore che danno le mamme, in particolare, anche dalla ricerca fatta abbiamo visto che riguarda soprattutto a loro. Allora io direi adesso di dar subito la parola a Paola Contiero, che è la mamma di Alessandro, che è qui con noi, con chiaramente un grande applauso. Buongiorno a tutti, è molto emozionante essere qui oggi e quindi io parto dai ringraziamenti per sbollire un po' questa emozione. Ringrazio il dottor Stefano Bellon, ringrazio il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo e ringrazio lei, onorevole De Poli, per l'opportunità e per aver portato qui la nostra voce. Ma devo ringraziare Elisa Grenci e Braccio di Ferro, perché se siamo qui oggi è grazie a un lavoro certosino che ha reso possibile questo viaggio non facile per noi. Grazie. Adesso io vi chiedo di aprire veramente il cuore, perché Alessandro vuole esserci nel nuovo hospice e quindi insomma noi contiamo che sia una cosa realizzabile quanto prima. Le cure palliative propongono un diverso atteggiamento. I sanitari che si prendono cura di me, malato, si siedono al mio fianco, non davanti, ma di fianco, e mi aiutano a comprendere e accettare la natura di quel muro.
Stiamo parlando di una medicina che considera la morte come un evento naturale e accettabile. In questo modo mi aiutano a ridipingere e decorare il muro. Quel muro può diventare più bello e più mio. Questo muro è fatto di inguaribilità, di dolore, di fatica, di sensi di colpa, di cose non dette per non ferire e gravare su chi come te ogni giorno si sente impotente. Questo muro è fatto di paura. E così per noi famiglie, finché la vita inizia dove finisce la paura. Io sono Paola Contiero ed oggi sono qui con mio figlio Alessandro e col papà Lorenzo in rappresentanza di tutte le famiglie dell'hospice. A casa ci sono Silvia, da poco infermiera, vado orgogliosa, e Giovanni, il più piccolo, anche loro parte di questo grande progetto e influenzati positivamente dal grande cambiamento avvenuto con la presa in carico del fratello presso l'hospice. La vita inizia dove finisce la paura. Questo si impara pian piano, indipendentemente da quanto dura il nostro cammino insieme ai sanitari del Centro Regionale Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche, Hospice Pediatrico di Padova. Per noi è una seconda casa. Per noi, la nostra professoressa Franca Benini, Franca, i nostri Piera, Antoine, Caterina, Francesca, Anna, Valentina, Anna, i tirocinanti, gli infermieri che sono fondamentali e le operatrici, tutti loro sono per noi famiglia. Una volta compresa la loro fatica, il tanto lavoro oltre gli obblighi professionali, si entra a far parte di una famiglia che insegna la cura, l'uso degli ausili, la somministrazione dei farmaci, l'affrontare i momenti critici improvvisi, a casa il più possibile ed in regime di ricovero quando è necessario. Sapere di poter contare su di loro H24 ci fa sentire veramente forti e coraggiosi. Dal 2008 respiriamo quest'aria di vita, come molte altre famiglie per fortuna. Questa nuova struttura potrà amplificare i benefici di questo approccio olistico e rendere il cammino meno faticoso. C'è chi ha vissuto e affrontato questo percorso divenendo punto di riferimento, sostegno e supporto per noi genitori e per l'hospice stesso. Genitori che hanno saputo conservare il muro colorato e farlo diventare l'inizio di questa nuova struttura. Alcuni genitori sono qui oggi con noi e sono orgogliosa di condividere con la nostra famiglia allargata questo momento. Grazie. Grazie a Paola. Diamo la parola all'altra mamma che è qui con noi, Federica Toffanin, che è la mamma di Lavinia. Prego. Grazie a tutti e inizierò anch'io con i ringraziamenti. Non vi tedierò molto. Grazie a Miglior Vita Possibile che ovviamente ci ha invitato e ha reso possibile la nostra presenza qui e la realizzazione di questo progetto. E grazie alle istituzioni ovviamente intervenute che ci sono vicine e che spesso e volentieri aiutano nella quotidianità, appunto nelle problematiche che a volte vi sono nell'hospice pediatrico di Padova. Grazie a braccio di ferro, perché spesso e volentieri nella quotidianità, nelle situazioni che si creano, dà un aiuto sostanziale alla struttura hospice pediatrico. Chiamo con me a parlare chi ha assistito Lavinia e accudito con me, a dispetto delle statistiche, il papà di Lavinia, Matteo Zandali. Grazie a tutti. Allora, noi inizieremo il nostro intervento con una domanda.
Avete mai provato la sensazione di trovarvi nel posto sbagliato? In una di quelle situazioni in cui nessuno sembra vi possa aiutare? Credo che ognuno di noi abbia passato quel momento in cui almeno una volta si è sentito così, per svariati motivi, fuori posto. Nella vita a volte capita di trovarsi in situazioni in cui mai avresti voluto essere, situazioni in cui fai molta difficoltà a capire cosa fare, come ragionare, a chi rivolgerti. A volte quei momenti terribili riguardano da vicino un membro della tua famiglia, tuo figlio. Arriva una diagnosi di malattia rara o neoplasia, comunque inguaribile. Devi improvvisamente accettare che il tuo ragazzo non guarirà, che non esistono cure. Prende forma solo il tempo che resta, la vita che c'è, da vivere qui e ora, con lui, per tutta la famiglia. I normali reparti ospedalieri continuano ad assisterti come possono, ma senti che non sono gli specialisti adeguati per farlo. In quei momenti hai necessità di aiuto, di avere qualcuno di cui poterti fidare, qualcuno che comprenda la tua situazione e sappia come aiutarti. Insomma, qualcuno che ti allunghi una mano e ti dica: non preoccuparti, ci sono qui io, non sei solo. L'hospice pediatrico, Franca, ha rappresentato per noi quella mano tesa che ti tira fuori dai guai. Un luogo dove la fatica dell'assistenza e le difficoltà quotidiane dei genitori caregiver trovano ascolto. Un posto dove puoi tenere uniti i tuoi affetti e a volte puoi sentirti come a casa, quando a casa non ci puoi stare. Nei 5 anni in cui l'hospice pediatrico di Padova, futuro Veneto, ha assistito a nostra figlia Lavinia, l'equipe dell'hospice pediatrico ha cambiato notevolmente le nostre vite, migliorandole. Lavinia ha potuto vivere una vita vera, ricca di emozioni, amicizie, esperienze e tante avventure, perché laddove altri vedono solo la terminalità, le cure palliative hanno scoperto opportunità di vita. I problemi di salute di Lavinia spesso sono divenuti per noi e per l'intera equipe stimoli di ricerca e crescita per far stare meglio possibile la nostra piccola. La grande professionalità medica, come si evince, non è l'unica qualità a rappresentare i medici che operano in cure palliative. In hospice si può trovare comprensione, amicizia e tantissima vita. In quante pazzie ci hanno assecondato il primo volo aereo per andare dall'amichetta in Sicilia, le vacanze al mare, le settimane alle terme, il campeggio, le gite in montagna per fare il ponte tibetano, le uscite sulle giostre a Gardaland, la scuola. Nell'agosto del 2020 la nostra piccola Lavinia ha dovuto salutarci. Lo ha fatto assistita da noi genitori e da tutti gli amici, ci tengo a dirlo, amici, dell'hospice pediatrico di Padova, che ci hanno accompagnato in ogni passo, come una seconda famiglia. Negli anni in cui siamo stati seguiti dalle cure palliative pediatriche, abbiamo ricevuto supporto, sicurezza e consapevolezza. Questi strumenti sono stati fondamentali per trarre tutto il potenziale possibile nel tempo che avevamo a disposizione e realizzare quello che ci sentivamo di fare in termini di esperienze come famiglia. Inoltre, non da poco, le psicologhe e i medici ci hanno aiutato a individuare e non superare mai il sottile limite tra vita vissuta e mero accanimento terapeutico. Quel filo sottile chiamato dignità. Tutto ciò ci ha permesso di arrivare a salutare la nostra Lavinia sentendoci risolti come genitori, consapevoli di aver fatto del nostro meglio, di non aver lasciato nulla di intentato,
di aver davvero vissuto il tempo che avevamo a disposizione e sappiamo che non è cosa da poco. Purtroppo sempre più bambini e ragazzi divengono ogni anno eleggibili alle cure palliative pediatriche, come diceva prima la professoressa Benini. Quindi un numero crescente di famiglie in futuro si troverà sulla strada che noi abbiamo già percorso. Questo è il motivo per cui tutti noi insieme, famiglie, medici e associazioni tutte, attendiamo con grande ansia la costruzione del nuovo Hospice Pediatrico del Veneto, perché questo possa essere ancora più grande, ancora più accogliente, ancora più inclusivo. Perché tutti i bambini e i ragazzi con diagnosi di inguaribilità hanno diritto di poter sentirsi nel posto giusto, devono avere la possibilità di vivere la miglior vita possibile e le loro famiglie devono sentirsi supportate durante la malattia dei propri figli e soprattutto risolte come ci sentiamo noi. Quindi, per concludere, vi chiederò: avete mai provato la sensazione di trovarvi nel posto giusto? Quella profonda sensazione che vi fa capire con sicurezza che vi trovate esattamente dove avreste voluto essere? Noi e tutte le famiglie hospice, sì. Grazie. Senatore De Poli, se è possibile, ringrazio ancora e chiamo a chiudere le testimonianze Elisa. Io volevo salutare anche Don Renzo Marangon, che è il cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita. Marangon, Pegoraro, è la seconda volta che sbaglio, è l'età. Pegoraro, perché mi ha suggerito prima Don Renzo Pegoraro. Perfetto. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti ancora. Una responsabilità chiudere le testimonianze di mamma Paola, Lorenzo, papà Teo e mamma Fede. Una grande responsabilità e ho scelto di farlo con grande orgoglio e abbraccio. Sono Elisa Grenci, la presidente dell'associazione Braccio di Ferro e oggi con poche slide e alcune date voglio farvi comprendere come una vita che credevo assolutamente perfetta si è trasformata in altro, ma è una vita reale ed è la mia. 27 febbraio 2017, il giorno del primo anniversario di matrimonio, arrivato dopo tanto, dopo 2 figli, il primogenito Riccardo e la piccola Francesca che avrebbe compiuto 1 anno da lì a poco. Ma il 27 febbraio 2017 non è più la data dell'anniversario di matrimonio, ma è la data nella quale abbiamo scoperto che Riccardo era affetto da una patologia inguaribile, una patologia che ci ha inserito in una centrifuga nella quale la paura era predominante, ma che immediatamente è stata placata con il sostegno costante di un luogo magico che non conoscevo, magico, perché nonostante l'inguaribilità e la diagnosi infausta, ogni giorno l'Hospice Pediatrico di Padova mi ha insegnato a cogliere la quotidianità come un dono. Siamo stati accolti, sostenuti, mai abbandonati, sempre seguiti e hanno curato non solo Riccardo, ma hanno curato la nostra anima per regalarci una consapevolezza chiamata fine. 9 maggio 2017, salutiamo Riccardo. Una consapevolezza incredibile
che non credevamo di avere. E in gratitudine, in senso di gratitudine per l'hospice pediatrico e tutti coloro che abitano questa casa, perché noi l'hospice pediatrico la consideriamo casa, la consideriamo famiglia, la consideriamo vita reale, esattamente come accade nelle case di ognuno di voi. E da lì il passo è stato immediato, breve. 15 luglio 2017, in una sera immersi nei Colli Euganei, nasce Braccio di Ferro. Il nome in onore di Braccio di Ferro, che ti saluta ogni volta che entri e esci dall'hospice, come per dare forza, e noi gliela attribuiamo. Ma Braccio di Ferro non sono io, Braccio di Ferro siete voi. Sono le 186 persone che ogni giorno si sporcano le mani, si divertono, confezionano migliaia di panettoni, di uova, sediano i banchetti, ci aiutano e rispondiamo a tutte quelle che sono le necessità che Franca, perché noi togliamo tutti quelli che sono, non per sminuire, ma ci sentiamo più vicini, più casa. Franca, ripeto sempre, dici quello che dobbiamo fare e noi lo facciamo. 186 persone che con grande fiato e cuore si uniscono perché noi crediamo quanto sia indispensabile il nuovo hospice e molto presto arriverà, perché non è più possibile che i bambini debbano attendere. È indispensabile che sia garantito loro la miglior qualità di vita e che i genitori come me possano trasformare il dolore in energia positiva. Grazie a tutti. Grazie a Elisa Grenci, che è Presidente dell'Associazione Braccio di Ferro. Grazie a tutti voi. Se ci sono delle domande, per recuperare Don Renzo Pegoraro, se vuole dare l'ultimo saluto, il saluto che ci vuole. Abbiamo parlato tutte le istituzioni, ma anche quella più alta per noi, e quindi prego a Don Renzo il saluto finale. Don Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita. Grazie, ma questo sarà anche stato uno scherzo di Stefano Bellon, visto che siamo compagni. No, il professor Zaccaria, a dire la verità, quindi sto giro. Perché con Bellon siamo compagni di liceo, quindi no, grazie dell'occasione. Io sono padovano, si sente l'accento è ben conservato, però ormai da 10 anni all'Accademia per la Vita, e quindi era un'occasione che ho accolto volentieri di poter essere qui presente per questa conferenza stampa, anche in virtù dell'amicizia e l'apprezzamento con la professoressa Benini, con cui abbiamo condiviso anche diversi momenti, perché lei ha citato in fretta anche che tante sono questioni bioetiche, perché sono scelte difficili, cruciali, ed è importante che tutti siano anche responsabili e formati per gestire queste situazioni, quindi medici, infermieri, psicologi, ma tutti coloro che affiancano poi i malati e i genitori nei percorsi che fanno. Grazie anche alla Fondazione Maruzza, perché abbiamo collaborato a Roma su diverse iniziative, e non voglio altro che non solo aggiungere il mio ringraziamento perché a Padova cresca questa realtà, che diventi un segno importante per tutto il Veneto, ma anche per tutta Italia, che i bambini ammalati, sofferenti, possano avere una dignità, possono essere accompagnati nella loro vita, i genitori trovino un punto di appoggio e di sostegno, e il modo in cui una società si prende cura dei piccoli è l'unico grande segno di speranza che abbiamo. Quindi un buon augurio, una buona impresa per tutti, e grazie per l'occasione di essere qui. Grazie. Grazie a Don Renzo. Io direi di concludere questa nostra conferenza stampa. L'abbiamo concluso nel migliore dei modi e credo che vada fatto il ringraziamento chiaramente a tutti gli intervenuti, ma in modo particolare a chi con noi
ha reso possibile tutto questo. Quindi all'associazione La Miglior Vita Possibile, tutti quelli che hanno collaborato, ringrazio chiaramente i colleghi che sono stati qui presenti, senatore Andrea Martelli e la senatrice Erika Stefani, all'europarlamentare Moretti Alessandra e all'onorevole Alberto Stefani. Li cito perché non è cosa da poco, voi pensate, ma perché solo 4? Ma di solito non ce n'è mai nessuno a ogni conferenza stampa, quindi l'attenzione bipartisan di questa cosa è stata sicuramente importante e fondamentale, oltre chiaramente al vice sindaco Michalizzi, al vicepresidente della provincia Gottardo, al prefetto Franceschelli, ma in modo particolare alle nostre mamme, che sono quelle che hanno cuore, amore e forza nella vita rispetto al futuro. Grazie ancora e buona giornata a tutti.